Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie mille di essere di nuovo qui in compagnia del Marietto, nel diario del Marietto, per darci ancora una delle tue chicche giornaliere. Li ho, Sì. prima li ho un po' ammorbati io con la sorella di Osho e adesso, cioè io li stanco, tu li finisci. E io li No. finisco. Con cosa li Eh, finiamo oggi? Mi sembra. oggi hai una chicca, una sorpresa per quelli che ci seguono, che riguarda niente proprio di meno quelli nati nel giorno 9 luglio, giusto? Esatto, esatto. L'intenzione è quella di appunto riprendere un discorso che ho interrotto mesi fa. Chiaramente la gente dirà: ma quando il mio compleanno è passato e di me non hai parlato e della mia data non hai parlato. Non vi preoccupate, da settembre comunque avremo molta più costanza proprio in queste dirette mattutine, dunque rifaremo tutto l'escursus sui nati del giorno per giorno, Sì, dunque esatto, le sì. previsioni, della giornata anche da un punto di vista dell'astrologia antica, eccetera. Dunque non temete, avremo sicuramente saltato per qualche mese il compleanno di qualcuno, ma ci rifaremo nel tempo. Sì, Oggi, sì. Ah, oggi spieghiamo un scusa, pochino. scusa che ti voglio dire Mm. una cosa importante. Ieri il video che abbiamo fatto è stato visto da più di 300 persone. Sì. Più di 300 persone hanno visto il nostro video insieme. La copietta. Accidenti, è Sì. un dato molto importante. 257 su Face e più di 50 persone sul canale del Tubo. Sì. Tutto su Straordinario, Face. bene, sono contenta, Straordinario. ringrazio allora tutti veramente per aver guardato con tanta dedizione, nonostante fosse com'è un documentario Sì, di della National National Geographic. Geographic, sembrava che si parlava quasi di... è stato un successone, è stato un successone perché è inutile, il De Garde, Maretto Veneziano, piacciono. Va bene, e a Praticamente noi possiamo, piacciono loro, dunque. praticamente possiamo combinare tutti i disastri di questo mondo e ci perdonano. Capito? Mm. No, sto scherzando. Benissimo, vabbè, comunque. Allora, abbiamo detto così, riprendiamo questo argomento, così tutti quanti nel tempo avranno qualche indicazione di base sul loro giorno. È chiaro che poi le personalizzazioni sono sempre da tenere in considerazione, perché qui abbiamo una traccia generale per tutti quelli che sono nati un tale giorno, ma sappiamo benissimo che sono tanti i fattori a concorrere nella definizione di una persona e dal punto di vista dell'astrologia antica il giorno settimanale di nascita, che comunque abbiamo visto fino ad oggi nel corso dell'ultima settimana, che non solo ci dà appunto un indizio sul carattere, ma anche su altri aspetti che chiaramente nelle dirette non vado a menzionare, perché si trattano di approfondimenti che dedico e che destino appunto a quelli che decidono di apprendere questa disciplina privatamente. Dunque noi parleremo comunque in linea generale, tenendo conto dei tratti comuni di tutti i nati di un dato giorno, senza considerare appunto i fattori di personalizzazione dati dal giorno di nascita, dal dominatore planetario di nascita e da altre circostanze. Dunque, per i nati del 9 luglio, cosa possiamo dire per questi nati? Il luglio come mese è associato alla costellazione Leone, anticamente. Stiamo parlando di costellazione non di segno zodiacale, che ricordo essere due prospettive diverse. E dunque noi quando parliamo di costellazioni parliamo di come dalla base della prospettiva terrestre appunto le costellazioni influiscono, e anticamente da un punto di vista appunto magico esoterico luglio era associato a Leone. Dunque abbiamo indirettamente l'influsso del Sole. Ricordiamoci che il Sole come dominatore planetario, come astro, buongiorno Sara, come astro ha appunto, buongiorno Marzia, ha appunto un unico segno sottoposto, che è appunto il leone, e pertanto la sua concentrazione è estremamente importante. È importante comunque la concentrazione, diciamo, di qualsiasi dominatore planetario, solo che si disperde fra domicilio notturno e domicilio diurno per quanto riguarda le altre
gli altri segni e le altre costellazioni, mentre nel caso del Sole e della Luna la concentrazione è su un unico mese, perché il Sole domina il mese di luglio, la Luna il mese di giugno. Dunque questi astri hanno dominio appunto solo su i due segni corrispondenti, dunque Leone per il Sole e Cancro per la Luna. Detto questo, torniamo a cosa significa questo influsso. Ovviamente l'influsso del dominatore Leone garantisce determinati aspetti delle persone nate nel mese di luglio, quali ad esempio un'apparenza o un modo di agire che può sembrare a volte borioso, ma in realtà è tutta apparenza. Sono persone che hanno un atteggiamento quasi superbo, ma sono invece molto alla mano, è soltanto un impatto quello che hanno, ed è questo aspetto regale o comunque superbo che il Sole attribuisce alle persone. Ricordo che il lato oscuro del Sole è l'orgoglio, dunque può essere percepito in prima battuta soprattutto dalle persone che hanno valori opposti o non compatibili con quelli di matrice solare o con la matrice dell'elemento fuoco. Dunque è possibile che queste persone vengano spesso fraintese. Nonostante tutto sono persone che generalmente amano occuparsi degli altri ed aiutare, sono dei grandi soccorritori, leali e coraggiosi. Questo generalmente, attenzione, perché non sempre poi questa cosa è uguale per tutti, perché ripeto, è un po' come dire tutti, per l'astrologia moderna, tutti i nati del segno del leone sono, no, è chiaro che c'è un tratto comune, ma poi esistono le personalizzazioni. Per quanto riguarda appunto i nati di questo giorno, abbiamo un quadrato di nascita che ricordo per gli amici che non... è un po' che non mi sentono dire queste cose, ma anche per le persone nuove che dovessero avvicinarsi oggi per la prima volta a questi argomenti, che il quadrato di nascita è l'elenco delle costellazioni attraversate dalla Luna in una data. Dunque può essere una data di nascita, può essere la data di inizio di un'attività, comunque qualsiasi impresa o persona è riconducibile ad una data, al momento dell'avvio o della nascita, chiaramente, che comunque un avvio è una forma di nascita, la stipula di un contratto, qualsiasi avvenimento che si compie in un giorno ha poi un influsso astrale a parlarci di questo avvenimento, di questo compito o di questa persona. Dunque in questo giorno, il 9 luglio, abbiamo ben 5 costellazioni. Ben, non sono tantissime, ci sono giorni in cui la Luna attraversa molte più costellazioni, a volte ripete il passaggio su una stessa costellazione, come del resto avviene anche in questo caso. Vale a dire che la Luna attraversa 2 volte la costellazione Ariete. Allora, vediamo i simboli però in principal modo. Abbiamo il dominio mensile Leone, di cui abbiamo già fatto un accenno, la stella Capo Gemelli, vale a dire la prima costellazione attraversata dalla Luna nel giorno in questo giorno è la costellazione Gemelli. Questo ci dà anche un altro indizio sulla personalità e le qualità di questi nati, e l'opposizione di Pesci. E come ho detto, la Luna attraversa 2 volte la costellazione Ariete. Dunque, molto brevemente, perché poi è chiaro che ci si può approfondire tantissimo, studiare anche i cicli di vita, di esperienze che attendono queste persone. Questi sono studi che vengono fatti appunto in modo esteso e a parte. Comunque la costellazione Gemelli parla di personalità molto estroverse, perché Gemelli e aria concilia molto bene con Leone e il fuoco del dominio mensile, portando un carattere di espansione, di estroversione. Dunque, a differenza di altri nati che possibilmente nati dei gemelli o comunque con influssi di gemelli possono avere magari un carattere più ombroso, perché comunque vi ricordo che la nota superficialità della costellazione o del segno dei gemelli in realtà è solo uno degli aspetti, perché il gemelli in realtà è doppio in che termini?
nel senso che può sembrare estremamente superficiale, ma nasconde molto bene gli abissi del suo piano mentale, vale a dire che può, con la sua mente, perché è lì che è orientato, raggiungere anche altre riflessioni che lo portano ad essere molto, molto introverso, comunque estremamente riflessivo e nei casi negativi ad attaccarsi alle parole, non riuscire a trascendere o vedere al di là di quello che poteva essere il reale, autentico messaggio, ma elaborare, rimuginare su ha detto quella cosa lì. Dunque ci sono degli aspetti che possono comunque manifestarsi anche in questi nati, perché la costellazione Leone comunque porta a rielaborare un pochettino le cose sentite, a subirle su di sé pur non dando soddisfazioni. E abbiamo l'opposizione di Pesci che rende comunque questi nati sensibili ma sfuggenti, difficilmente si riesce a inquadrarli bene, e questo può portare delle connotazioni caratteriali, ma anche la tendenza a nascondere a volte delle cose, ad avere in qualche situazione anche delle vite parallele di cui pochi scoprono l'esistenza. Dunque sanno essere dei bravi mentitori quando vogliono, però hanno un carattere comunque generoso, purtroppo mutevole proprio a causa di una non ben armonia fra la stella capo Gemelli, che è di aria, e la sua oppositrice Pesci, che è di acqua. Dunque tende comunque a essere sfuggente, a non rivelare mai le sue vere intenzioni e la sua natura. Questo porta a un'esasperazione nella direzione della costellazione Gemelli, che rende queste persone capaci di manipolare anche le informazioni quando occorre. Nonostante tutto sono persone molto interessanti, aperte alla conciliazione, al dialogo, e possono avere grossi patimenti alla regione della testa. Questo è causato dalla doppia costellazione Ariete e non ultimo il fatto che il dominio mensile Leone porti ulteriore carico dell'elemento fuoco, che sappiamo, o comunque se non lo sapete sappiatelo, porta appunto carattere infiammatorio nelle manifestazioni fisiche. Bene, detto questo, si può dire che comunque potranno viaggiare molto nella vita. Abbiamo questa costellazione Pesci che in opposizione parla appunto di come i viaggi possano essere causa di molti nuovi stimoli, ma anche delle opposizioni, nel senso che alcuni viaggi metteranno questi nati alla prova, magari dei veri e propri cambiamenti di vita, in un certo senso. E niente che dire, abbiamo detto abbastanza in generale, dovranno... Mamma mia, Una cosa curiosa. Ilde, sei stata bravissima. Questi del 9 luglio hanno proprio una radiografia, gli hai fatto una radiografia, e quindi oggi io divulgherò questo video proprio per questo il 9 luglio. Certo, Lo non è che intitoliamo saranno... così, i nati del 9 luglio, così sapranno che si è Esatto, parlato esatto. di loro. Bene. Esatto, perché sei stata bravissima, hai una cultura immensa su questa materia, su tante altre materie, tipo anche i tarocchi, e la radiestesia radionica, e magia, magia alta, così, magia alta, magia operativa, come si Cerimoniale, dice, certo, sì. cerimoniale, ma oggi proprio mi hai stupito. Brava, brava, brava. Grazie, grazie mille. Boh. Allora, spero che tanti si rivedano. È chiaro che gli indizi che abbiamo dato di base sono sempre soggetti a personalizzazione. Ho detto appunto come il giorno settimanale di nascita e il dominatore dell'ora planetaria legata all'ora della nascita possano influire, a volte completamente ribaltare, ma di base abbiamo alcuni punti che sono comuni a tutti i nati di questo giorno. Bene, caro Marietto, lascio a te la parola. È una fortuna averti conosciuto, cioè faremo il percorso della vita insieme, ma voglio dire, Topolotto, brava, brava per il semplice fatto che effettivamente quando ti si ascolta si resta a bocca aperta. Ma no. Complimenti per la conoscenza che chiaramente in questo momento stai elargendo gratuitamente, bisogna riconoscere chapeau anche per questo, perché
molti altri queste cose qua le chiudono nella cassaforte e le vendono peso d'oro. Brava Hilde, sono contento. Bene, cari amici, io vi ricordo che da Hilde e il Marietto hanno fatto altri video che si possono andare a vedere. La Hilde ha più di 450 video nel suo canale YouTube, che molti non sanno ancora, perché questo video che adesso noi stiamo facendo lo vedranno 200-300 persone anche oggi, e magari molti sono anche nuovi, no? Quindi bisogna ricordarvi Buongiorno Lara. Sì, oggi bisogna a beccare la diretta. ricordarvi che abbiamo anche questo canale, cioè il canale di Hildegard con più di 2000-2200 iscritti, il canale del Marietto sempre sul tubo con 1200 iscritti, poi abbiamo due fantastici gruppi Face, no? È vero, i canti sacerdotali e magie, sibille, tarocchi e radiestesia, dunque vi invitiamo, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi anche in questi canali, così potremo condividere anche altro, trovate sicuramente circuiti radionici e altre cose interessanti che potete appunto scaricare gratuitamente. Ricordiamo anche il sito ilcapitano.altervista.org dove appunto trovate centinaia di circuiti e di quadranti radiestesici, dunque anche per le indagini, completamente gratuiti, dunque potete attingere da lì. C'è anche un'altra sezione dedicata proprio alle materie esoteriche e all'ermetismo e alla cabala. Cercate che trovate. Chi cerca trova. Sai, Hilde, volevo dire una cosa, oggi, stamattina, mentre ti aspettavo, no, ho conteggiato gli ebook che sono stati scaricati fino ad oggi, 9 luglio, no? Sì. E sono stati scaricati 147.703 ebook gratuiti solo di radiestesia radionica e chiromanzia. Sì, ecco, queste cose qua. Insomma, più di 1 milione, quasi 1,5 milioni di circuiti radionici e radiestesici dati in 5 anni più o meno, no? E questo, insomma, mi sono gonfiato il petto, ho detto, certo, no? Diciamo che l'Italia è stata servita bene. Direi proprio di sì. Comunque adesso so che vengono a visitare il sito anche dall'estero, perciò non solo in Italia. Sì. Certo, anche dalle Maldive, dalle Filippine, il Giappone, il Brasile. Quando controllavo i tempi, già 2 o 3 anni fa, venivano da tutte le parti del mondo, Argentina, Brasile, Mauritius, addirittura delle isole Mauritius. C'era gente che aveva preso questi circuiti e in una università della Malesia li aveva sparsi. Io dico solamente quelli che hanno scaricato, non quelli che poi hanno copiato e chiaramente incollato. Certo, perché noi possiamo tenere il conteggio di ciò che è stato scaricato dal sito, poi se hanno distribuito ad amici le copie, non possiamo saperlo. Noi saremmo già quasi 1 milione. Però che è avvenuto sicuramente. Esatto. Quindi poi bisogna ricordare, per chi non ti conosce ancora, per questi 200-300 che oggi magari ci vedranno per la prima volta, che fai anche delle consulenze. Questo è il numero di telefono, eventualmente, è importante questo. Oggi ovviamente hanno sentito parlare di astrologia, ma non sono consulti di astrologia, o comunque non solo di astrologia. Io combino le 3 discipline della radionica, radiestesia, astrologia e le sibille. Comunque all'occorrenza tutto ciò che riterrò opportuno applicare io lo applico per darvi una risposta o per le indagini, analizzare le circostanze, certo. Certo, questo è importante, perché e poi anche ricordarsi, bisogna sempre ribadirlo, perché ogni giorno io, ma anche tu dicevi, chiamate in PVT di gente che non ha capito che il PVT è solo per consulenze a pagamento. Se volete consulenze a pagamento, allora potete contattare, altrimenti abbiamo delle finestre che tu sai benissimo. I commenti dei video, i nostri canali YouTube, i gruppi di Facebook e ancora ogni lunedì il gruppo I Magici Arcieri Bertoldini su Telegram. L'applicazione Telegram è gratuita e anche l'accesso al gruppo è gratuito, dunque potete sfruttare tutte queste finestre per avere appunto risposte ai vostri dubbi. Noi siamo sempre molto contenti di rispondere. Chi è già nei nostri gruppi sa che non ci tiriamo indietro mai,
chiediamo soltanto di rispettare appunto questi spazi e i giorni, gli orari assegnati, per esempio nel gruppo Telegram, di scrivere il lunedì per non intasare la chat anche in altri giorni della settimana, o comunque se non potete farlo lunedì, noi il lunedì vi rispondiamo, ecco, perché... Esatto. Poi un'altra cosa importante, che forse alcuni che sono nuovi non conoscono il Degare, ma l'educazione. Ecco, quando si vengono in queste finestre bisogna, si è invitati, ma non per questo si è padroni della chat o del gruppo. Quindi chi non viene, non ha un'attitudine di persona educata, chiaro che magari non è colpa loro perché magari i genitori non li hanno educati bene, però questa non è colpa nostra. Però chiaramente chi viene, e non è che deve venire in punta di piedi, ma almeno un minimo di educazione ci deve vedere. Se i suoi genitori hanno sbagliato non è colpa nostra, però a noi queste cose non ci vanno e banniamo. Ah beh, è giusto, ma per il quieto vivere di tutti e buona pace di tutti. Per il quieto vivere di tutti, esatto, perché ieri mi è capitato appunto che nella nostra live tu non hai potuto per fortuna vedere, ma c'è stato qualcuno che con un'arroganza tale ha criticato il Marietto. No. Allora il Marietto, sì, ogni tanto ci sono anche quelli, quindi Marietto dà tante cose gratis, però almeno un po' di educazione, no? È vero che non è colpa di quella persona, perché molto probabilmente il padre o la madre non gli ha insegnato a stare in piedi nella vita, però non devo mica insegnarglielo io, capito? Quindi di conseguenza lo bannato. Li vogliamo già educati. No. Li vogliamo belli, bravi, intelligenti. Se non siete belli, bravi, intelligenti, andate dalla concorrenza che ci fa via. No, questa è una battuta, però per dirvi che quando, per quelli nuovi che vedranno questo video, l'importante è avere un minimo di educazione. Non dico di venire a salutare tutti, perché ci sarà gente che non vuole, però voglio dire, quando venite vi diamo delle risposte gratis, che da altre parti le pagate peso d'oro, almeno non dico la riconoscenza, ma l'educazione. Beh, io ho detto questa, ce l'avevo qui. Allora tiriamola via che non va bene. Ok, bene. Bene, allora... dobbiamo stare sotto i 22 minuti, 20, vabbè. Sì, va bene. Ce l'abbiamo fatta comunque. Allora, grazie Sara, grazie. Ringraziamo tutti gli amici che sono riusciti a partecipare alla diretta, anche tutti quelli che la vedranno in differita, esatto. Vi rinnoviamo l'invito domani dunque 10 luglio. E domani 10 luglio, esatto, e poi 10 luglio. Marietto prima, per i fatti suoi. Sì, per i fatti miei, però domani magari la faremo nel pomeriggio la live perché c'ho il dentista. Ah, va bene, va benissimo. Mi tolgono il dente al giudizio. Sì. No, sto scherzando, non si sa mai cosa succederà. Ok, cari amici, Marietto saluta e penso anche la Hilde, un abbraccio a tutti, buona giornata. Un abbraccio a tutti, a presto. Buona giornata e a presto, ciao a tutti, ciao. cari amici. Ciao.